Mister, a lungo la Freedom ha avuto il vantaggio nel primo tempo, poi è arrivato quel rigore e la rimonta nel secondo tempo per 3 punti che possono anche pesare nella corsa salvezza. Come ne esce la Freedom? La Freedom ne esce a testa alta da questa partita, perché se c'è una squadra che ha giocato a calcio e meritava di vincere eravamo proprio noi. Un rigore regalato, ma questo fa parte del gioco, e 2 rigori non dati a noi perché è giusto guardare le immagini e si vede cosa non è andato a noi. Poi chiaramente abbiamo subito l'unico tiro in cross in cui potevamo gestire meglio quella situazione, abbiamo preso il secondo gol, però la prestazione da parte della mia squadra c'è stata, abbiamo giocato per 95 minuti, addirittura ci hanno fatto giocare in 10, un altro errore, secondo me basta guardare le immagini e lì capisci tante cose. Questa è una squadra che comunque con tutte le problematiche che ha oggi ha giocato a calcio, ha espresso un grandissimo calcio. Io alle mie ragazze posso soltanto dire che la matematica ancora non c'è, quindi lottiamo, si va avanti e ritorniamo in campo mercoledì. Chi si aspetta che la Freedom molli ha sbagliato, perché oggi l'abbiamo dimostrato che anche con tante situazioni a sfavore, perché il calcio è questo, la Freedom non concede niente, quindi pronti via, ripartiamo a testa alta mercoledì. La tua squadra ha provato a recuperare dopo il 2-1, è chiaro che dopo l'espulsione di Di Lascio la cosa si è fatta molto più complicata, c'è però stata anche in quel frangente una bella parata di Limardi, lì poteva essere l'episodio per il 2-2. Abbiamo sforato il 2-2 e potevamo fare il 3-2, tante situazioni in area di rigore purtroppo dobbiamo calciare in porta, noi siamo arrivati troppe volte e questa voglia di giocare non ci ha aiutato, ma io continuo a dire guardatevi le immagini e capite oggi che partita abbiamo perso. Oggi il pareggio a noi non ci stava neanche bene, onestamente, era stretto, per quello che è stata l'espressione del gioco di questa squadra. Purtroppo abbiamo queste ragazze che stanno lottando allenamento su allenamento e andiamo avanti così, ma ripeto, non dobbiamo far drammi perché oggi la prestazione c'è stata, come c'è stata contro l'Arezzo, come c'è stata contro magari un po' meno col Bologna. Il problema è che a situazioni sempre di parità, chissà come mai ne viene fuori sempre svantaggiata la Freedom. E quindi questo mi dispiace moltissimo, però le mie ragazze e la mia squadra non molla e ripeto, mercoledì saremo più agguerriti di oggi. Magari ripartendo da quell'approccio alle 2 frazioni che nel primo tempo ha portato il gol di Martini, nel secondo ha fatto sfiorare il 2-1, sarebbe stato il 2-1 ed è stato comunque un ottimo atteggiamento per ripartire. Questa squadra paga la poca esperienza, in alcune situazioni l'abbiamo visto. Hanno giocato a falciarci e questo mi dispiace, bisogna dirlo, perché tante situazioni non sono state viste e quindi quando giochi così, quando molte ragazze affrontano questo campionato anche per la prima volta, paghi questo scotto. La squadra è molto arrabbiata e questo è un buon segno perché vuol dire che sentiamo questo peso e ripeto, oggi abbiamo perso un primo big match, ma ce la siamo giocata, ripartiamo mercoledì. Grazie mister. Adriana, pronti via e quel tuo gol stava facendo prendere una direzione gradita alla Freedom, poi che cosa è successo? Sì, devo dire che abbiamo iniziato questa partita molto convinte di quello che c'era in gioco, con la consapevolezza che erano 3 punti molto importanti per noi e poi non so che è successo, abbiamo iniziato molto bene questa partita con quella fame che abbiamo parlato nello spogliatoio, però poi non so se non abbiamo saputo chiudere la partita come si doveva, però loro ci hanno pressato di più e noi ci abbiamo andato indietro. Un po' tutti sono d'accordo sul fatto che la Freedom abbia giocato bene, sono mancati magari dettagli o magari un po' di cattiveria nei momenti cruciali. Sì, secondo me dobbiamo essere un po' più cattive e chiudere questa partita dopo il primo gol. È vero che secondo me siamo una squadra che può giocare molto bene, che può giocare molto meglio di quello che abbiamo fatto oggi e invece abbiamo mollato, non eravamo convinte dopo il primo gol di andare per questa partita. Oggi si giocava per l'allungo decisivo, però è anche vero che la Freedom ha il destino nelle proprie mani ancora. Sì, assolutamente, ci sono ancora tante partite, ci sono tanti punti in gioco e soprattutto questa prossima casa che noi sappiamo che dobbiamo essere forti a casa e non lasciare prendere punti a nessuno, quindi dobbiamo stare con la testa messa già mercoledì per giocare contro Tavagnaco, che è uno scontro anche diretto
e convinte e con il coraggio che sempre abbiamo giocato. Grazie. Martina, ci hai creduto su quel pallone, ti sei avventata, hai conquistato il rigore che forse ha fatto girare la partita. Sì, sicuramente era un momento difficile e abbiamo approcciato male la partita e loro invece molto meglio, erano molto più aggressive e in questi momenti qui dobbiamo cercare l'episodio. Sappiamo che la partita è fatta di episodi e quando non abbiamo, diciamo, un momento di gioco a nostro favore è importante anche utilizzare la furbizia e appunto crearci degli episodi favorevoli, quindi dai, sono contenta. Il secondo tempo è stato di lavoro prettamente di rattoppo, sia per te che per Barbieri, avete avuto poche occasioni, però è anche così che si costruisce una salvezza. Sì, assolutamente, serve saper far tutto. Come abbiamo visto, poi non abbiamo fatto gol noi, ha fatto gol un nostro esterno difensivo e quindi è importante il lavoro di tutte. E noi abbiamo lavorato per far sì, per crearci quell'occasione, quindi l'importante è aver vinto, non importa chi ha fatto gol, l'importante è il risultato e i 3 punti. Nel finale avete esultato tanto, ovviamente non c'è la matematica, però aveva un sapore liberatorio quell'esultanza, venivate comunque da una vittoria, ma prima c'erano state delle difficoltà. Assolutamente delle difficoltà e è stato un periodo di 3 settimane molto intenso, sapevamo che avevamo 3 scontri diretti e comunque portarcene a casa 2 su 3 penso sia un buon risultato. C'è molto rammarico perché potevamo assolutamente portarcene a casa 3 su 3 e quindi 9 punti e quindi era un grosso vantaggio, però dobbiamo guardare il lato positivo, ormai il passato rimane tale, quindi dobbiamo guardare avanti e anche se non c'è stata la matematica, salvezza insomma, sapevamo che, come ho detto nell'intervista prepartita, questa era una buona fetta di salvezza insomma, quindi sapevamo che era molto importante. Grazie. Mister, oggi la San Marino Academy doveva badare al sodo, ha badato al sodo, ha messo in campo anche tanto carattere perché non era per nulla scontato ribaltare quel parziale, specialmente vista la posta in palio. No, abbiamo trovato una Freedom veramente sul pezzo, aggressiva, bisogna essere onesti, ha giocato meglio di noi sostanzialmente, considerando tutto quello che è gioco, sia parte tecnica che parte attitudinale, emotiva, volitiva. Si è visto, no? Abbiamo preso gol dopo 2 minuti con merito perché l'impatto era completamente favorevole a loro e noi un po' alla volta abbiamo rimesso lo zainetto sulle spalle e abbiamo raccolto i sassolini uno alla volta, siamo riusciti a pareggiarla prima dello scadere del primo tempo, che credo sia stata la cosa fondamentale, e poi a metterci davanti. Abbiamo sofferto fino alla fine il gioco loro e niente, prendiamo un campionato è lungo, no? Ci sono tanti modi per vincere le partite, se oggi l'abbiamo vinta in questa maniera qua, soffrendo e resistendo mentalmente, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto in questi mesi insieme, in più di qualche aspetto del gioco siamo cresciuti, perché sicuramente questa squadra 5 mesi fa non avrebbe portato a casa 3 punti oggi. 3 scontri diretti consecutivi e 6 punti. Se ti avessero detto che questo sarebbe stato il bottino, cosa avresti pensato, indipendentemente dalla delusione di Roma? Che era quello che volevamo provare a fare, no? Sono 5 partite, oltre a questi 3 scontri diretti ne abbiamo vinte 4, la quinta era vinta fino all'85esimo, quindi sarebbe stato un percorso netto senza l'infortunio degli ultimi 5-10 minuti di Roma. Ribadisco quello che ho detto prima, è un gruppo stravolto in positivo da dicembre su tanti aspetti. Oggi, ripeto, con sofferenza 3 punti, però guardo come è sempre stato il percorso. Abbiamo passato momenti difficili perché adesso ci stiamo dicendo che erano forse quasi 5 vittorie consecutive, ma a gennaio sono state 5 le sconfitte consecutive. Quelle settimane per me sono state pesanti perché poi l'allenatore, quando le cose non vanno bene, è sempre da solo.
però la barra è sempre stata dritta e San Marino di adesso è una squadra veramente della quale sono orgoglioso e molto soddisfatto. La conferma di Raffaella Barbieri come bomber e la scoperta di Shaun Appier, perché aveva avuto occasioni nelle partite precedenti, oggi ha trovato il primo gol ed è un gol che pesa. Sì, un gol che pesa, sono contento per lei perché è arrivata come me più tardi nel gruppo, una ragazza che si allena sempre molto bene, che fa sempre il suo al massimo dell'impegno, quindi generalmente mi succede che nelle squadre che alleno i gol li fanno un po' tutti perché mi piace che tutte sappiano interpretare gli spazi e i ruoli, le posizioni, quindi succede che spesso, è stato così anche nelle stagioni precedenti col Chievo, si trovano in zona gol anche i difensori, quindi mi fa piacere quando nel tabellino dei marcatori c'è più gente possibile della squadra. Grazie.